Io adesso mi trovo a Motta Camastra, in provincia di Messina. Paese montuoso della catena dei Peloritani, su di esso vi sono diverse teorie circa l'origine del nome. Si è quasi certi sul fatto che Motta derivi dal latino e vuol dire roccaforte, mentre per Camastra ci sono diverse teorie. C'è chi sostiene derivi da Asterius Amastre, un cavaliere romano stabilitosi qui e proveniente da Mistretta, un piccolo paese dei Nebrodi che originariamente si chiamava Amastra. C'è chi sostiene derivi dal bizantino Camastra, ad indicare un luogo scosceso, oppure che derivi dal fenicio Am Ashtart, ossia gli amanti di Ashtart o gli amanti di Astarte, una divinità la cui traduzione è stella o regina del cielo, e da qui vi è l'assonanza tra Astarte e Astro. Interessante che Motta Camastra fu teatro della battaglia di Francavilla, svoltasi il 20 giugno 1719 in quest'area dell'Alcantara, tra il Regno di Spagna e l'Impero austriaco, a seguito della quale gli austriaci furono sconfitti, ma ciò non gli impedì di ripiegare su Messina e di conquistare successivamente l'intera Sicilia. Di notevole interesse è la festa della mietitura, organizzata dall'associazione Le Mamme del Borgo, un'associazione nata 4 anni fa con l'idea di proporre e offrire cucina casalinga diffusa, l'unica in Sicilia. Interessante anche la festa della noce che si svolge ogni ottobre. La noce è un prodotto tipico di Motta Camastra e pertanto per la sua importanza rientra tra le comunità slow food della Sicilia. Per non parlare dell'antico frantoio, un museo creato da Gaetano Consalvo in cui sono stati raccolti minuziosamente tutti gli oggetti legati alla vita e alla cultura contadina di tutti i giorni. E tra l'altro anche qui è passato Antonio Presti con la sua bellissima Fiumara d'arte. E non va dimenticato che Motta Camastra è stata usata come set per alcune scene del film Il Padrino, in cui Michael Corleone torna al suo paese d'origine. E sopra Motta Camastra c'è la Montagna Grande, la montagna più alta dei Peloritani, alta 1374 metri. Vediamo se riesco a scalarla. Ragazzi, ce l'ho fatta, sono arrivato alla cima della Montagna Grande, da qua c'è una vista bellissima. Quella inconfondibile è la Rocca di Novara e da qua ci sono tutti i Peloritani della provincia di Messina. Qua si vede la Calabria, il mare ovviamente, e Savoca, incredibile. E da qua si vede benissimo l'Etna e sotto Motta Camastra, guardate. E da non perdere sono le gole dell'Alcantara, un canyon originatosi non dal fiume Alcantara come erroneamente si crede, ma dalla lava. Originariamente si pensava che la lava provenisse dal Monte Moio, un cratere eccentrico non molto lontano da qui. Tuttavia si è scoperto che la lava di queste gole, datata tra gli 8 e i 15.000 anni, proviene invece dal Monte Dolce, un cratere sul versante settentrionale dell'Etna. La lava, entrando in contatto con l'acqua fredda del fiume, si è raffreddata velocemente, formando dei basalti lavici prismatici a sezione pentagonale o esagonale. Il risultato finale è un'architettura monumentale alta 25 metri e larga dai 2 ai 4 metri. La forma dei basalti lavici varia dalla canna d'organo fino ad arrivare al ventaglio e quella ad arpa. Ed un ringraziamento speciale va al comune di Motta Camastra, alle case vacanze Ciclopino, all'Istituto per la Cultura Siciliana, all'associazione Le Mamme del Borgo e a Giuseppe Monte che mi hanno ospitato e mi hanno aiutato a realizzare questo video. Grazie. Ciao!